E crescono anche i numeri dei morti sul lavoro. Solo ad aprile hanno perso la vita sul posto di lavoro 21 persone. Massimo Zennaro. Mattia Battistetti, 23 anni, è morto travolto da un carico sganciato da una gru in un cantiere di Montebelluna lo scorso 29 aprile. La vita spezzata di un giovane durante le ore di lavoro. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, per cercare di dare una risposta alle tante domande. Anche oggi in via Magellano continuano le prove tecniche per capire come sia potuto succedere che un carico di 15 quintali di impalcatura si sia sganciato da una gru precipitando sul lavoratore. Intanto sono saliti a 12 gli indagati. Oltre ai titolari delle due ditte coinvolte ci sono anche altre 10 persone. Per tutti l'accusa è di omicidio colposo. La famiglia chiede giustizia per la morte di un ragazzo, ma la questione più complessiva è quella della sicurezza sul lavoro. I numeri sono drammatici. La ripartenza dopo la pandemia ha portato ad un repentino aumento di incidenti e morti. Negli ultimi 3 mesi siamo passati da 8 infortuni in febbraio nel Veneto, a marzo erano 11, sono diventati 21 in aprile, cioè nel giro di un mese sono quasi raddoppiati. È come se le ragioni dell'economia avessero messo in secondo piano quelle della sicurezza e della vita dei lavoratori.